Un caro saluto e un bentornato alle Aquile in ascolto. Oggi vorrei parlarvi di un argomento particolare, forse anche delicato e di attualità, di grandissima attualità. È notizia di questi giorni che il presidente Fedriga, probabilmente sulla scorta degli eventi noti che ci sono stati e continuano ad esserci in Sicilia, ha provveduto ad attuare alcune direttive nella nostra regione. Il presidente Fedriga in questi giorni sta provvedendo all'allontanamento di tutti quegli immigrati che bivaccano nella città di Trieste, ricordando al presidente Fedriga che il Friuli non è solamente Trieste, ma che il Friuli è una regione molto più grande. Ci sono bivacchi anche a Gorizia, ci sono bivacchi anche a Udine, a Pordenone e in tante altre località a cui bisognerebbe pensare. Un'altra delle opere che il presidente Fedriga e la sua giunta stanno attuando in questi giorni è un maggiore controllo delle frontiere, Friuli, Venezia Giulia, Slovenia, con l'impiego del Corpo Forestale dello Stato, in ausilio, alla Polizia e alla Guardia di Finanza già presenti. Sicuramente è un passo in più, non era difficile visto che gli ultimi 5 anni di governo Serracchiani in materia di sicurezza hanno visto ben pochi progressi e con tutto il rispetto naturalmente per il Corpo Forestale dello Stato che ha tante mansioni e importanti mansioni, ma non certo gli si può caricare anche questo, ovvero un controllo delle frontiere che non è prettamente un loro incarico, un loro compito. Nulla vieta alla giunta regionale attuale di leggersi quello che Aquile propone nel suo programma per la sanità, per il commercio, l'industria, la montagna, il Friuli marittimo, e la famiglia, il lavoro e tante altre cose, ma se focalizza l'attenzione sulla sicurezza noterà tra le altre cose 2 importanti proposte che, come ho detto prima, Aquile aveva già proposto mesi e mesi or sono. La prima soluzione che Aquile propone è quella di indire un bando regionale per la selezione di 2000 agenti di polizia dello Stato da dedicare al controllo del territorio regionale. La seconda soluzione che Aquile propone in materia di sicurezza è quella della costituzione di un nuovo corpo di polizia a carattere regionale. Un corpo di polizia regionale formato da elementi scelti tra i corpi di polizia locale già esistenti e il Corpo Forestale dello Stato. Queste sono le 2 maggiori soluzioni che Aquile dal Friuli propone. Come dicevo prima, bene che ci sia un corpo in aggiunta ai corpi già presenti sulle frontiere Friuli-Slovenia, però quello che noi crediamo è che ci vogliano dei corpi più dedicati a un controllo non solo delle frontiere Friuli-Slovenia, ma anche di contrasto alla criminalità sempre più crescente in tutto il territorio regionale. Aquile vuole proporre le sue idee. Aquile mette le sue idee a disposizione di tutti, abbiamo un programma che è visionabile sul web, sul nostro sito. Oltre alla materia di sicurezza potrete trovare tutto ciò che Aquile propone in tutti gli altri settori della vita quotidiana di noi friulani. Grazie, Michele Tomasella, Aquile dal Friuli. Amici di Aquile Libere, ben trovati di nuovo. Oggi parlerò del significato del nome Friuli, le origini del nome, quindi le origini etimologiche della parola Friuli. Il territorio in cui noi viviamo era conosciuto dai romani come Carnorum Regio, cioè la regione dei Carni. I Carni erano una tribù celtica che era scesa su queste terre già nel 400 a.C. E intorno al 7 d.C., quindi nella prima decade del d.C., queste terre saranno inglobate nella 10ª regione augustea Venezia et Istria, con capitale Aquileia. E una volta che l'impero romano terminò, crollò, la città più importante divenne Cividale. E Cividale assunse
la qualità di mercato, quindi di forum, chiamandosi quindi Forum Iuli. Da qui appunto l'etimologia della parola Friuli. E con Forum Iuli infatti si andarono a identificare non solo la città di Cividale, ma tutte le terre che circondavano questa città. E sotto il patriarcato di Aquileia il territorio appunto si poteva comprendere tra i due fiumi, il Livenza a ovest e il Timavo a est. E la parola Friuli, appunto in italiano si dice Friuli, in friulano Friul, in sloveno Furlania e in Friaulu in tedesco, appunto per stabilire, quindi questo va a identificare un attimo le tre principali culture che hanno avuto luogo in queste terre, quindi quella slovena, quella latina e quella teutonica. Ecco, io ritengo che ricordare chi siamo è molto importante, perché una nazione esiste finché trova posto nella mente e nei cuori delle persone che la vivono e che la compongono. E questo è uno degli intenti di Aquile del Friuli, che è il movimento politico che io rappresento insieme a molte altre persone appunto, che hanno a cuore la friulanità. Per oggi è tutto, mandi a Duce. Vi ricordo che potete seguire Aquile Libere tutti i martedì sera, subito dopo il telegiornale serale di Telepordenone in questa emittente, canale 15 del digitale terrestre. In questa rubrica promossa dal movimento Aquile del Friul tratteremo argomenti di natura politica, di Friuli, di territorio, di cultura e perché no del sociale della nostra regione Friuli Venezia Giulia. Mandi Aquilis, sono Michele Tomasella, segretario di Aquile dal Friul, l'unico movimento friulanista, l'unico movimento politico che si occupa solo ed esclusivamente del Friuli. Vogliamo fare le cose sul serio noi di Aquile, abbiamo la nostra trasmissione televisiva che va in onda su TPN ogni martedì dopo il TG e abbiamo in corso anche il nostro tesseramento. Se volete sostenerci tesserandovi ad Aquile dal Friul, vi ricordo che potete farlo scrivendoci anche alla mail aquilelibere.info@gmail.com. Qui con me a fianco c'è Cristian Fior, che è il nostro referente collinare, che indossa una bella polo, no Cristian? Sì, anche comodo, adesso va bene. Con le giornate di sole, essendo chiara non scalda tanto. Sulla polo abbiamo il nostro simbolo, l'aquila, che si può notare bene sul davanti. Sul lato sinistro della maglietta abbiamo l'aquila da Friul, messo apposta su questo lato qua perché noi siamo Aquile e il nostro sistema deve stare da parte del cuore, per cui è stato studiato apposta. E dietro la maglietta potete notare il nostro sito internet www.aquiledalfriul.org. Perché a noi di Aquile, se posso aggiungere, piace mostrare quello che è il nostro sito, di modo che le persone possono visitare il nostro sito, possono scriverci e possono anche coinvolgerci in tutti quelli che sono i loro piccoli problemi quotidiani di lavoro, di famiglia, sul territorio, perché come dicevo prima noi di Aquile vogliamo intervenire in Friuli per il nostro territorio, per la nostra gente. Molti movimenti dicono, intendono e dichiarano di volerlo fare, dicono che lo stanno facendo, in realtà purtroppo così non è, dando priorità sicuramente ad altre cose che non sono quelle a cui diamo priorità noi. Queste polo potrete chiedercele sostenendoci, come per il tesseramento, scrivendoci, e lo ribadisco, al nostro indirizzo mail che è aquilelibere.info@gmail.com. Grazie a tutti. Anche in questa stagione, come accade da un po' di anni, si possono scorgere appariscenti avvisi segnaletici all'ingresso delle spiagge di Lignano Sabbiadoro. Alcuni che mettono in guardia i bagnanti dalle pesanti sanzioni economiche in cui potrebbero incorrere acquistando della merce da venditori abusivi. Altri che cercano invano di persuadere l'accesso ai venditori non autorizzati con l'inutile arma della videosorveglianza. Con questa importante e marcata segnaletica posta all'ingresso delle spiagge, in qualsiasi civile litorale verrebbe naturale pensare alla garanzia di giornate spensierate per i bagnanti.
giornate da passare distesi sul bagnasciuga a godersi il bel sole, staccando la spina dallo stress quotidiano, lontano dal luogo di lavoro, dove l'unica attività si limitino al relax o alla costruzione di un bel castello di sabbia in riva al mare con il proprio fit. Magari omaggiandolo poi con un bel gelato, acquistato da un simpatico gelataio, uno di quei tanti venditori autorizzati, venditori per lo più locali, venditori muniti di partita IVA che emettono regolare scontrino per ogni acquisto effettuato e che pagano fior di quattrini per ottenere di anno in anno regolari concessioni demaniali per la vendita dei propri prodotti. Ed invece l'amara consuetudine prevede che con la comprovata inefficacia della videosorveglianza e la totale assenza nelle spiagge dei vigili urbani locali sia nei giorni feriali che nei fine settimana, i temerari venditori abusivi sfoggino la loro mercanzia facendosi beffa di ogni qualsiasi avviso, così come in taluni casi i bagnanti sembrino ben propensi all'acquisto di qualche gadget o al commissionamento di energici massaggi che tutto sono fuorché rilassanti, infischiandosene dei rischi che corrono. Quanto tempo dovrà ancora passare prima che la Regione intervenga con metodi efficaci, affiancando le amministrazioni locali affinché le nostre spiagge possano esclusivamente godere di venditori locali autorizzati, come fortemente chiede Acqui da tempo? Esattamente qualche anno, il periodo da qui alle prossime elezioni regionali.